Ha perso il controllo della moto lungo la Castellana, a Trevignano, finendo fuori strada contro un palo dell'illuminazione pubblica. Nonostante i soccorsi, il medico del SUEM ha dovuto dichiarare il decesso di Flavio Scarpa, 61 anni, titolare di una gastronomia frequentata da generazioni di mestrini al mercato San Michele. I vigili del fuoco hanno messo la strada in sicurezza mentre la polizia locale deviava il traffico ed eseguiva i rilievi del sinistro. Erano da poco passate le 21, in molti stavano ancora rientrando a casa. Io ho visto la moto che era lì addosso al palo, lì ci avevano fermato con le macchine, sono stato fermo circa un quarto d'ora e dovevo entrare di qua abito qui e quindi mi hanno fermato, ho guardato, ho visto la moto e... Al mercato la saracinesca della gastronomia abbassata, 2 mazzi di fiori, uno deposto dall'assessore al commercio Costalonga e il cordoglio dei colleghi ancora increduli. Una brava persona, abbiamo fatto l'asilo assieme. Addirittura, quindi eravate amici da lunghissima data? Sì, Madonna, ci conoscevamo, era amico con il defunto e anche con suo figlio Davide. Ieri l'ha visto? Alle 7:30, che l'ho salutato, dopo sono andato a casa. Io l'ho visto ieri mattina perché appunto mi hanno detto anche altri colleghi che è rimasto qui fino al pomeriggio e quindi è stato proprio un colpo al cuore così dall'oggi al domani. È un nostro collega da tanti anni e veramente quello che è successo è una disgrazia per tutto il mercato, è un dispiacere per tutti. Stamattina la notizia dell'incidente non si era ancora diffusa a Mestre e in molti al mercato erano arrivati per fare la spesa da Flavio, come sempre. Passavo, lo conoscevo di vista, l'ho visto qualche volta e mi hanno detto adesso che ieri sera ha sbandato a Trevignano. Noi veniamo sempre a fare la spesa, è una cosa sconvolgente a dir poco, povero veramente. Come se lo ricorda? È una persona gentilissima, gentilissima.